Giulietta! Nutrice! Ma dov'è finita Giulietta? Presto, Giulietta, vieni, devo fare un discorso. Eccomi. Si tratta di questo. Nutrice, lasciaci sole, dobbiamo parlare. Nutrice, torna indietro. E mi sono dimenticata che anche tu devi sentire. Sai, mia figlia ha una bella età. Certo, potrei dire quante ore ha? Ha 14 anni. No, Come no? scommetto 14 denti e non ci piacerebbe metterlo solo 4. Non ha ancora 14 anni. Quando arriva il 1 agosto? Oh, tra una quindicina di giorni, una quindicina rotti. Rotti o sani, fra tutti i giorni dell'anno arriva il 1 agosto. Ci ho chiarito, Giulietta avrà 14 anni la notte della vigilia del 1 agosto. 14 anni precisi. Moria Vergine, che memoria! 11 anni fa l'ho svezzata e mi ricordo ancora il giorno. Con tutti i bambini che hai svezzato, come fai a dire una cosa del genere? Bocca della verità, ne sei sicura? Certo che sono sicura, come sono sicura che chi la fa puzza. Era il giorno? Era il giorno del terremoto. Era il giorno del terremoto. Mi ero spalmata l'asseggio sulla mammella e stavo lì, seduta, al sole, sotto il muro della colombaia. E lei, appena succhiò il capezzolo, lo sentì amaro. Maria Vergine, questa scemetta la stizza! E vederla come litigava con la mammella. Allora, sapeva stare in piedi da sola. Anzi, Cristo di Dio, che dico, sapeva correre e traballava dappertutto. Aveva battuto la fronte per terra, e me lo ricordo, perché mio marito, pace all'anima sua, era un uomo tanto spiritoso. La tira su e dice: «Ehi, cosa fai? Cadi in avanti. Vedrai che quando sarai più scaltra cadrai all'indietro, non è vero, Giulia?» E lei? Sì. Maria Vergine, che bella che sei. E la piccolina smise di piangere e disse sì, giuro. E dovessi campare 1000 anni non lo dimenticherò mai. Non è vero, Giulia, disse mio marito. E lei disse sì. Com'è che hai detto? Dai, dillo. Fallo sentire, dillo. Com'è che hai detto? Dai, dillo, Smettila! Per favore, taci. E dire che sulla fronte aveva un bernoccolo grosso come un coglione di galletto. E mio marito disse: cadi in avanti, cadrai all'indietro. Non è vero, Giulia? Lei smise di piangere e disse sì. Dillo. Sbaglia! Calma, ho finito. Eri la più bella bambina che avessi mai allattato prima. E se vedessi un giorno, ti vedessi maritata. Ma maritata! Ecco il succo del discorso che volevo fare. Ma tu pensa che aveva un bernoccolo, pensa. Valia. Finito? Giulietta, pensi di essere disposta a sposarti? È un onore che non sogno neppure. Bene, è ora che tu pensi al matrimonio. Ragazze più giovani di te, qui a Verona, sono già maritate, signore molto stimate. E tu sei ancora fanciulla. Ma insomma, in 2 parole, il nobile
Paride ti chiede per amarti. Un uomo, fanciulla, un uomo che tutto il mondo... Madonna, una statua. L'estate di Verona non ha un fiore simile. Giusto un fiore, un gran bel pezzo di fiore, aia la schiena. Puoi amare questo gentiluomo? Questa notte alla nostra festa lo vedrai. Un bel libro di poesie, la sua faccia. Leggi in quel libro e studia ogni ben combinata coppia di versi a rima baciata, i suoi lineamenti, e vedi come si completano felicemente a vicenda. Capirai che c'è la gioia scritta con la penna della bellezza. Quello che c'è di oscuro in questo bel libro lo troverai scritto al margine dei suoi occhi. Questo prezioso libro ha bisogno solamente di una bella copertina. Sì, agli occhi di molti un libro ha ancora più splendore se chiude in ganci d'oro la sua bella storia dorata, e tu, prendendo lui, avrai tutto quello che possiede, senza diminuire te stessa. Anzi, aumentare. Le donne crescono vicino agli uomini, crescono. Sì, breve. Può piacerti l'amore di Paride? Allora, Lo guarderò, se guardare eccita la simpatia, ma non più di quanto voi non mi permettiate di fare.